Bella raga, ciao a tutti nel comendone veneziano, vai di rally di Argentina ragazzi, dopo il buon rally portoghese siamo in Argentina e vai. Tappa number one. Abbiamo lavorato molto sull'assetto delle sospensioni, ancora qualche dubbio ma presto scopriremo se abbiamo fatto la scelta giusta. Vai com'è. Philips Rally Argentina porta la VRC tra i maestosi paesaggi La dell'America pompa, Latina. la pampa. I percorsi che attraversano le regioni della Calamuchita ed El Condor sono famose tra i piloti per la concentrazione e l'impegno richiesti. Solo i migliori riescono a superarne indenni le insidiose zone rocciose. Vai. La pampa o la pompa, a voi la scelta finale. E si comincia con il primo rally di Argentina. Vai ragazzi. Ho bisogno di concentrazione massimale. Merda. Ma che strano sto rally. Occhio come. Non si capisce un cazzo. Devo proprio ascoltare il copilota ancora di più qua. Tutto uguale sembra, fioi. Mamma mia, mamma mia. No. Ok, come dai. Mamma mia, non vedo un cazzo. Mamma come le dura, mamma come le dura. Freno a mano. Ho sbagliato troppo presto, sono coglione. Forse qua ho perso, vediamo. Io sto sempre al centro. Grande come grande. Non stiamo sbagliando niente a sto punto. Ricordo sempre che il livello è il 7 su 10. Occhio. No! Non ci credo. Ma porca puttana, che la strada è sbagliata, ma vai a fare in culo, ma. Come buttare via un rally? È difficilissimo ragazzi, il rally argentina è veramente duro perché non si capisce niente. Dio santo, che nervi. Stavo andando così bene. Non mi piace sto rally ragazzi, proprio non mi piace. Infatti, quinto posto comendiano. No? Che disastro. Seconda parte proprio negativa, ragazzi. Ma no, ma no. Basta, Storelli è già andato alla prima tappa. Dio Christiansen. E la macchina ha già problemi ragazzi. Ma porca puttana. Questo è Porelli. Mi sa sui maroni, ufficiale. Senti, la macchina è già andata alla prima tappa, fioi. Ottavo posto, crisi comendiana. Ah, che due maroni. Mamma mia, che rischiata anche qua. Devo concentrare nelle prossime tappe ragazzi, devo sentire il copilota alla grande, se no.
Traguardo. Male, 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 ragazzi. Male, male, male. Non tappa i primi due settori perfetti. Poi crisi. Settimo posto molto, molto indietro. Vaffanculo. Secondo tappone, ragazzi. Vabbè, vaffanculo. Comunque, ragazzi, Leb vince sempre. Ha rotto anche un po' le palle, eh. Dai, forse questa... Adesso, ragazzi, devo veramente sentire il copilota. Mi dispiace, non posso. Come questi giochi qua di rally è duro a commentare, ragazzi. 2, 1, vai! Niente da fare, ragazzi, niente da fare. Sto rally non va. Che nervi. Buttare via un rally alla prima tappa. Bene. Disastro, ragazzi. Super disastro argentino. Qua rischio anche il ritiro, Dai, cerchiamo di impegnarci il più possibile, anche se ormai non andiamo neanche a punti sto rally. Primo rally negativo, ultimi. Perché si può veramente, cioè... È veramente duro sto rally, non pensavo proprio, invece è veramente duro, cazzo. Dai, fiori, dai. Ho bisogno della massimale, ho bisogno della concentrazione massimale per recuperare qualche posizione. Ma Dio. No, mi sto incazzando con queste rocce di merda, però, cioè, non è possibile umanamente. Dai, come non, dai, cazzo. Speriamo di non beccare più rocce, perché sennò, ragazzi, c'è veramente... Cioè, la macchina è già veramente andata. Mamma mia, ancora, le rocce sono dappertutto, raga. Niente, proprio un rally negativo dalla prima curva. Dio Cristo. Guarda, si può proprio prendere le curve, non so. Spero che la macchina è andata, Che nervi, madonna. Dopo un rally così bello in Portogallo, fa ste schifezze, dopo non mi va. Ormai sono scollegato, c'è poco da fare. Ormai il cervello è scollegato. Con sta cazzo di acqua. Me la ricorderò bene l'Argentina, Non siamo recuperato un po'. Dai, 10° posto, ma... Come sono che l'audio del copilota basso, cazzo, non sento una minchia. Dai. Mamma mia che bava, qua potevo beccare un'altra roccia.
traguardo, mamma mia. Spero di essere almeno tra i primi 10, ma mamma mia che disastrum. Nono posto. Sono settimo nella generale a 30 secondi dal primo, fioi, cioè veramente una vergogna. Adesso andiamo qua nel service park, ma poco possiamo fare purtroppo. Allora. Ripara Auten. Sospensioni. Motore. Ok, ancora 10 minuti. Vabbè, sistemiamo le ruote, poco altro posso fare, troppi problemi. Troppi problemi, ragazzi. Terza tappa, ultima di questo video. A me dispiace, ragazzi, dopo la vittoria in Portogallo ero convinto di andare in Argentina a dominare, invece veramente la prima tappa ha rovinato tutto, c'è poco da fare. Vai. 4, 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Vai, apriamo il tutto per tutto. Tanto non c'è niente da perdere, ragazzi. Adesso silenzio, sentiamo il copilota e dominiamo. Concentrazione massimale, ragazzi. Ma porca puttana. Dai, come, dai, cazzo. Almeno il podio di tappa. Almeno il podium di tappa. Mamma mia che stretto. No, è proprio duro sto rally, ragazzi. È proprio duro. No, se ciao, ciao. Sì. Ho perso proprio il controllo della macchinetta. Che do coglioni. Quinto posto beffardo. Mancano 2 settori. Ah, non vedo l'ora di chiudere sto rally argentino perché non proprio super disastro. Mamma mia, cosa ho rischiato anche qua. Comunque la macchina ha grossi problemi. Grossi problemi. Ok, quarto posto, dai. Adesso vediamo l'ultimo settore. Speriamo di non fare cagate colossali.
Che cesso. Piena di rocce, cioè, piena di rocce bastarde. Dai che è andata, dai che è andata. Ho limitato i danni qua. Siamo arrivati a meno quarti. Bene la macchina, è ridotta bene. Terzo posto, incredibile, dai, non negativa fortunatamente. Sesto posto generale, siamo in rimonta, forse quinti possiamo arrivare se non cappelliamo più. Buono. Adesso però voglio vedere un attimo, visto che ho fatto un bel rally in Portogallo, mi avete già che ho abbassato il livello di difficoltà, porca puttana, cioè uno non può migliorare in un gioco. Non capisco il perché, cioè ogni tanto... Cioè se guido male sono una pippona. Se guido bene a basso livello... No, aspetta, ho sbagliato, sono un coglione. Ho sbagliato, Vediamo un attimo qua, opzioni di gioco, eccolo qua, livello avversari, 7 su 10. Buono raga, benefici pesanti, rewind 0, aiuto stabilità e freni sì, e queste cose qua, freno automatico niente, e tutto a posto. Buono raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.